L'occasione per valutare le riaperture aggiornando il modello delle fasce. Riunioni febbrili anche nei giorni pasquali sotto la spinta del presidente Zaia che insiste su una nuova modalità delle attribuzioni dei colori, alla luce soprattutto della campagna vaccinale in atto. Io direi che noi abbiamo imboccato la strada per le aperture. Dobbiamo mixare, come si può dire, la possibilità di aprire con la gestione del contagio. Diciamocelo fino in fondo, che noi ricostruendo le storie del contagio molto spesso arriviamo a pranzi fatti in casa, a occasioni, e uno può dire, vabbè, io me ne strafrego, sì, se sei asintomatico sì, ma se ti devo mettere il tubo in gola, cambia il discorso. Io sono sempre convinto che il problema non sono i colori delle zone, no? Il problema è cosa si porta dietro il colore di una zona e come quel che si porta dietro viene attribuito. Io penso che oggi il modello deve essere assolutamente velocemente ritirato, da un lato. Dall'altro, rispetto alle chiusure, con la gradualità e il buon senso che ci vuole, va affrontato ovviamente tutto questo. Ovviamente sempre passando attraverso il Comitato Tecnico Scientifico, ci mancherebbe. Sono arrivate 125.000 nuove dosi di vaccino Pfizer, la prossima settimana sarà la volta di AstraZeneca e di Moderna. Considerate che noi abbiamo adesso mediamente ogni settimana 150.000 dosi di vaccino fino a fine aprile. Se ne arrivasse di più vaccineremo con molta più rapidità, però insomma è verosimile che si chiuda velocemente il giro degli over 80. Abbiamo tra over 80 e fragili e disabili, abbiamo circa 400.000 persone da vaccinare, ma lo possiamo fare velocemente, se arrivano vaccini, con la nostra capacità di vaccinazione ce la facciamo. Intanto tutto è pronto per il riavvio delle lezioni in presenza a scuola. Sono aperte le elementari, le medie e le superiori sono aperte al 50%, solo le superiori al 50% in presenza, quindi si fa la DAD al 50%, quindi saranno dei giorni in classe e dei giorni a casa in didattica a distanza.